Si è svolta ieri a Porto Empedocle la festa della Proloco, un appuntamento che in Italia si svolge contemporaneamente nelle varie sedi. La manifestazione organizzata dalla locale Proloco, guidata da Paolo Savatteri, ha visto la partecipazione di tanta gente attratta dall'articolato programma che si è svolto in 3 parti. La prima con la torre illuminata di Blé, che ha visto l'esibizione dei Mangiatori di Fuoco, un trio che ha stupito non poco il pubblico presente con le loro bocche di fuoco. Si festeggia in tutta Italia la giornata del Proloco, anche la Proloco di Porto Empedocle, con un'iniziativa sicuramente bella e variegata, questa sera lo ha fatto. Sì, abbiamo fatto una bellissima serata di festa in questo magnifico scenario che è rappresentato dalla torre di Carlo V, ed è stata veramente una bellissima serata, soprattutto con l'esibizione del gruppo di artisti di Marco Savatteri e con l'esibizione della compagnia Magma, che ha fatto la danza del fuoco davanti al prospetto principale della torre. La torre al momento è colorata di blu, si colorerà poi di rosso. Perché, ingegnere? Niente, abbiamo voluto fare questo effetto sulla torre per metterla in evidenza, soprattutto ai tanti turisti che in questi giorni affollano la nostra Porto Empedocle. Ecco, ci sarà poi dopo l'esibizione di Savatteri anche l'inaugurazione della mostra. Sì. Perché questa inaugurazione della mostra? Ecco, che significato assume questa mostra di quadri? La mostra è un premio che è stato promesso per l'estemporanea di pittura che abbiamo svolto l'anno scorso in occasione dei festeggiamenti di San Calogero. Tutti i partecipanti e i vincitori hanno esposto i loro quadri e devo dire con grande piacere che ci sono 4 cinesi che studiano all'Accademia delle Belle Arti di Firenze e sono venuti appositamente per esporre i loro quadri. Uno di questi è uno dei 2 vincitori dell'estemporanea dell'anno scorso. Ecco, la funzione della Proloco non solo a Porto Empedocle ma in tutto il tessuto sociale. Oggi è la giornata nazionale delle Proloco d'Italia dell'Umbli, appartenente all'Umbli, che raccoglie 6.200 Proloco in tutta Italia. E quindi oggi abbiamo festeggiato in tutta Italia con eventi di ogni genere questa giornata, questa festa nazionale delle Proloco. La seconda parte si è svolta nell'area esterna dietro la torre, con l'esibizione della band formata da tanti bravi ragazzi e ragazze, artisti provenienti da tutta Italia, guidati da Marco Savatteri, che si sono esibiti in varie performance musicali di celebre canzoni internazionali. Marco Savatteri questa sera all'inaugurazione di questo spettacolo che vede la coincidenza della giornata nazionale delle Proloco festeggiarsi anche qui a Porto Empedocle alla torre Carlo V. Siamo molto felici di essere qui con gli artisti di Savatteri Produzioni, siamo ospiti di questo bellissimo evento e siamo di fronte al mare, un mare nostrum che conosciamo, che ci emoziona, che ci fa sentire a casa. Siamo a Porto Empedocle, ringrazio Paolo Savatteri, la Proloco di Porto Empedocle e tutti gli operatori culturali che hanno voluto questa serata. Ma vogliamo sentire gli artisti, perché siamo prima di uno spettacolo in questo momento, quindi è sempre bello sentire il friccichio. Cosa vedremo? Vedremo un grande tributo a tutti i pezzi dei più grandi musical della Golden Age di Broadway, che verranno presentati appunto davanti a questo a questa splendida cornice di Porto Empedocle. Alba! Salve. Alba da Palermo, deve sapere che qui veniamo da varie parti dello stivale, quindi abbiamo per esempio una palermitana. Eccomi, noi abbiamo voluto dare fare un omaggio a chi ci ha ispirati fondamentalmente a fare questo mestiere, quindi siamo qui, vive musical, esatto. D'altronde con il resto delle opere di cui ci occupiamo ci siamo un po' allontanati negli anni dei musical, quindi queste serate ci permettono di tornare a fare degli omaggi. Andiamo verso Genova a conoscere Mattia. Ciao, sono Mattia Baldacci e vengo da Genova e sono qui da pochissimo, quindi sono molto emozionato per questa prima serata, ma sarà meraviglioso. È il tuo battesimo con noi. È il mio battesimo, esatto. E per concludere, se i tempi televisivi ce lo consentono, conosciamo in ultimo Omar. Buonasera, parliamo un po' di questo spettacolo di questa sera. Penso che la caratteristica principale sia la varietà, ovvero noi passeremo da pezzi un po' più classici a pezzi di jazz, a pezzi
Ma lo vedrete questa sera, quindi non vado avanti. Quindi godetevi lo spettacolo, grazie mille. Il mio sogno nel cassetto? Si è già avverato. Cabaret, oh cabaret, du cabaret. Marco, ecco, approfittiamo dell'occasione per dire che tu sei al ritorno di una tournée bellissima a bordo della Vespucci. Ecco, 30 secondi, sintetizzaci un po' che emozione è stata. La Vespucci che ci ha rovinato, perché questo bravissimo attore, cantante e danzatore, da quando è salito sulla Vespucci vuole vivere a bordo, si è innamorato dello stile e della disciplina, è vero? Abbiamo scoperto che dalle 4 del mattino alle 8 loro puliscono tutti gli ottoni della nave. Mi hanno proposto di poter partecipare a questa cosa e subito ho detto sì, però alla fine non è stato possibile, ma sarebbe stata un'emozione unica. Comunque è meraviglioso, abbiamo portato un piccolo gadget da Los Angeles, l'abbiamo trovata nei mari, no, è che dal porto di Los Angeles oggi ci troviamo al porto di Porto Empedocle e dunque siamo felici di questa esperienza. Ringrazio tanto il Made in Sicily, la Regione Sicilia, il Parco della Valle dei Templi e il Consolato Generale in America che ci ha voluto in questo bellissimo evento dal titolo Torno a casa. Quindi l'inaugurazione della mostra di pittura alla Torre Carlo V, dove sono stati esposti quadri dei vari artisti che hanno partecipato nelle scorse edizioni, tra cui anche alcuni di loro provenienti dalla Cina. La prima volta siamo stati qui già da 2 anni fa, quindi quando la prima volta che stavamo qui, già ci è innamorato. Questa città è piccola, anche bella. Cosa vi ha ispirato a fare questo quadro? Questo ho costruito un mondo pieno di acqua, quindi questa è la casa. Il fiore è una cosa abbastanza rara, quindi questa parte piccola per lei è un paradiso, solo una cosa piccola, già basta. Per 4 si chiama fiore di loto perché in Cina c'è un'antica parola che dice che fiore di loto, nonostante è nato da quelle terra brutto, terra sporco, però anche poi esce fiore bella, quindi voglio come questo lavoro, nonostante le persone che dentro l'atmosfera brutta, però possono avere ispirazione buona.